Assessore Santoro, nel suo ruolo di presidente della Fondazione Dolomiti UNESCO, qual è il lavoro che la Fondazione sta svolgendo per questo patrimonio? Beh, la Fondazione è un ente che è stato istituito proprio nel momento in cui il riconoscimento ha investito il bene dolomitico. Questo perché il bene è un bene complesso che si svolge in territori diversi con sistemi giuridici diversi. Abbiamo due province a statuto speciale, Trento e Bolzano, una regione a statuto autonomo come Friuli Venezia Giulia, la regione Veneto, la provincia di Belluno, in questo caso l'UTI delle Dolomiti friulane e ancora la provincia di Udine. Quindi un sistema amministrativo molto diverso che aveva bisogno di un elemento leggero, non quindi di una nuova ente o di una nuova realtà, ma di un tavolo, a me piace pensarlo così, attorno al quale mettere gli amministratori a discutere del futuro del loro territorio. Credo sia uno dei pochissimi, forse l'unico luogo nel quale questo bene dolomitico può avere una visione comune di sviluppo e di integrazione. Dottor Badaloni, da osservatore esterno in questo viaggio nelle Dolomiti, come ha trovato questo patrimonio? È un patrimonio che si conserva, che ha un futuro? Io lo leggo come l'ha letto l'UNESCO e trovo la lettura dell'UNESCO perfetta, importanza strategica da un punto di vista scientifico c'è, il fascino di questa bellezza c'è dovunque ti giri nei 9 gruppi delle Dolomiti UNESCO. Quella che deve imparare a crescere è la consapevolezza, ecco, di questo riconoscimento, dell'importanza di questo riconoscimento. C'è, però non dappertutto. Ecco, questa consapevolezza secondo me è anche l'elemento che fa l'identità di un bene comune. Tutti questi atolli verso l'alto, poi è arrivato il grande freddo, circa 20-25 mila anni fa, tutta questa regione è stata coperta dal ghiaccio e il ghiaccio ha levigato queste rocce